Una rivoluzione culturale che coinvolge tutti e lo fa in ricordo di Giulia. Sarà Gino Cecchettin, il presidente onorario del nuovo osservatorio regionale contro la violenza di genere. La politica veneta ha risposto in modo corale, approvando la sua istituzione all'unanimità nell'aula di Palazzo Ferrofini con il progetto di legge a firma della capogruppo del PD Vanessa Camani. Siamo riusciti a costruire dentro l'aula del Consiglio un comune dialogo, un linguaggio comune che vada oltre le parti e i partiti che ciascuno di noi rappresenta e che provi a costruire un fronte comune per contrastare il fenomeno della violenza di genere. L'osservatorio sarà composto da 5 persone di comprovata esperienza nell'ambito delle politiche di genere e sarà presieduto come incarico onorario da Gino Cecchettin, una proposta, una richiesta che sempre all'unanimità abbiamo avanzato al padre di Giulia, la vittima di uno dei femminicidi più drammatici che ha travolto la nostra regione giusto un anno fa. Una decisione trasversale che rappresenta una risposta alle 1000 domande angoscianti scaturite dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, che è stato uno spartiacque, che ha segnato un risveglio delle coscienze. Come lo stesso Gino Cecchettin, padre di Giulia, insegna, non deve essere una guerra di donne contro uomini, non deve diventare terreno per distinzioni politiche fuori luogo, ma un percorso da fare assieme. E non dobbiamo avere paura di parlare di patriarcato, ha proseguito Vanessa Camani, ma riconoscere che esistono e permangono nella nostra società quei pregiudizi radicati che generano la violenza sulle donne. L'osservatorio introdotto con questa legge regionale mira a cercare strumenti conoscitivi ed operativi che possano produrre un cambiamento. Relatrice del provvedimento la consigliera Dem Chiara Luisetto, che ha ricordato che in Veneto gli omicidi commessi in ambito familiare e affettivo con vittime di sesso femminile nel corso del 2022 sono stati 12 a fronte di un totale di 18 e quelli commessi dal partner o ex partner sono stati 8, cifre che indiscutibilmente richiedono quel monitoraggio costante e quel lavoro di proposta che attraverso l'osservatorio sarà possibile attuare.